Ancora imbattuto in campionato e con tanta voglia di stupire, il Città di Villafranca è chiamato a proseguire la sua rincorsa alla vetta. 10ª giornata nel girone B di promozione, i biancoverdi puntano a colmare il gap di 2 lunghezze dalla capolista messana. Dopo il netto successo per 3-1 sulla Sant'Angiolese, la squadra affronta in trasferta la Valdinisi, reduce dal successo contro l'Atletico Messina. Passiamo allora alla lettura delle formazioni partendo dai padroni di casa Valdinisi con Martinez, Balastro, Riposo, Campo, Ginagò, Mazzullo, Aranda, Nocito, Raspaolo, Garte, Ronzisvalle. Risponde il Villafranca con Taranto, Iovine, Mazzeo, Prince Bonda, Romeo, Gazzetta, Visconti, Costa, Marco Libro, Riccardo Libro e Iacubu. La partita è affidata al fischietto del signor Mirko Currò, sezione di Messina. Gli assistenti entrambi di Barcellona, Antonino Bellante e Sebastiano Chillemi. Si parte e dopo 5 minuti i padroni di casa sfiorano il gol con Garte e appoggia su Raspaolo. L'apertura da Ronzisvalle, pallone che colpisce il palo esterno. Al 12esimo il Città di Villafranca risponde, la punizione di Mazzeo in zona Iacubu, il tentativo di colpo di testa, pallone che si perde oltre la traversa. Minuto 15, Valdinisi, Campo lancia ancora a destra dove Ronzisvalle riesce a passare sul diretto avversario, si coordina per il destro che finisce però largamente al lato. Minuto 23, prova a uscire palla al piede del Città di Villafranca, Marco Libro mette per Gazzetta, non arriva sul pallone, ci arriva invece Giovanni Raspaolo che fa un super gol destro al giro e sfera che finisce all'incrocio. 1-0 per la Valdinisi. Rivediamo questa sensazionale conclusione per l'ex Città di Sant'Agata. Il risultato dice adesso 1-0 Valdinisi. 25esimo, Città di Villafranca chiamato alla reazione, colpo di testa di Iovine che riesce a mandare Iacubu, conclusione centrale, pare in 2 tempi Martinez. 37esimo, ancora Città di Villafranca, la sventagliata per Marco Libro, supera nettamente Balastro, poi Riposo lo ferma, non c'è nulla per il direttore di gara Currò. 38esimo, Visconti a mandare ancora a sinistra Marco Libro, tanto spazio per il numero 7, la controlla con il colpo di testa, aggredisce l'area di rigore, va all'1 contro 1, anche lui vuole il destro a giro che però si perde oltre la traversa. Finisce il primo tempo a Santa Teresa di Riva, Valdinisi conduce 1-0 su Città di Villafranca, decide il gol di Giovanni Raspaolo. Partiamo col film della ripresa, inizia con un cambio nel Città di Villafranca, tocca Di Vincenzo per Visconti. 47esimo, Romeo mette il pallone a disposizione del neoentrato Di Vincenzo, calcia centrale tra le braccia di Martinez. Al 60esimo il Città di Villafranca rimane in 10 uomini, Nocito calcia su Marco Libro, ne scoppia un parapiglia nel mischione generale. Il direttore di gara decide per un cartellino rosso a Riccardo Libro e ammonisce Marco Libro e Nocito. Si fa ovviamente in salita la gara per il Città di Villafranca, sotto di un uomo e sotto di un gol. Ci prova comunque ad offendere la compagine del duo tecnico Cannao Mazzeo, il colpo di testa di Prince su punizione di Gazzetta era tutto fermo per presunto fuorigioco. Al 65esimo Di Vincenzo per Marco Libro, in avanti da Iacubu, la grande occasione per il pareggio, Iacubu se la porta sul mancino, poi perde il tempo per concludere. Al minuto 68 rimessa di Iovine, colpo di tacco illuminante di Marco Libro e c'è la chance ancora per Iacubu che la spara alta. 72esimo, a destra Marco Libro con il colpo di testa per servire Di Vincenzo, c'è spazio per i biancoverdi, Di Vincenzo finta il cross, poi prende il fondo 1 contro 1, effettua il traversone, Iacubu sembrava tutto fatto ma il suo stacco termina alto. Entra al 75esimo Lavina così come Malan, escono Marco Mazzeo e Marco Libro. 77esimo, Iacubu mette il pallone all'indietro per Gazzetta, il passaggio su Malan che cade in area di rigore, anche in questo caso si prosegue. Minuto 79, Valdinisi che si riaffaccia in zona offensiva con il pallone per Garte che si presenta davanti al portiere, prova a batterlo ma è super Taranto a negargli il possibile raddoppio. Entra Gemellaro fuori Iovine. 87esimo, tocca Ruggeri per Gazzetta ma non c'è più tempo, arriva la prima sconfitta in campionato per il Città di Villafranca che cede 1-0 a Santa Teresa di Riva nei confronti della Valdinisi. Decide il gol bellissimo di Giovanni Raspaolo. Amici di Wisport è tutto, a loro un cordiale saluto e come sempre alla prossima.